La montagna, uno dei simboli arcani più particolari, perché rappresenta non solo l'elevazione spirituale dell'essere umano, in quanto nell'archetipo junghiano è anche rappresentata come un triangolo, quindi elevazione. Pensate che nella montagna si racconta di spiriti, di gnomi, di grotte, e questo semplicemente perché dai tempi antichi la montagna è stata accomunata a energia tellurica nascosta, e questo dove? Nel principio all'interno delle grotte. La grotta è un archetipo che appunto Jung definì come l'interiorità dell'essere umano, l'interiorità della donna. Nello specifico viene rappresentata un po' come l'archetipo uterino della madre, la mamma di tutto. La grotta come simbolo della nascita, perché se vi ricordate diverse culture, tra cui quella religiosa cristiana, racconta della nascita di Cristo all'interno di una grotta, quindi rappresenta sempre in chiave simbolica la nascita di un essere umano che dal buio alla luce, quindi venire alla luce rappresenta proprio il fatto di nascere, e come simbologia viene rappresentata una grotta o comunque l'interiorità di una montagna. Ma parlando del simbolo della montagna in relazione alla rappresentazione di un triangolo verso l'alto e quindi dell'elevazione verso il divino, verso il cielo che è il divino, possiamo scoprire, guardando attentamente, che la montagna è un doppio simbolo, una doppia simbologia, che è anche quella del triangolo verso il basso, verso tutto cui convoglia, e rappresenta la nascita terrena. Ecco quindi che il doppio triangolo rappresenta anche la nascita in quanto simbolo dell'utero, di quello che può essere a livello simbolico la caverna, intesa nella montagna, il venire alla luce, e le due simbologie rappresentate come la nascita e l'elevazione dell'essere umano. Ciao, sono Luna Stanford Marrone. E non sono soltanto una ricercatrice studiosa e appassionata di simbologia, ma sono nata e cresciuta nei simboli. Sì, perché già i miei nonni erano appassionati ricercatori, studiosi, architetti, ingegneri. Sono cresciuta in un ambiente che ha fatto sì che io potessi vedere quelli che sono i significati nascosti nei simboli. Mi sono appassionata al loro significato, che va oltre quello che noi vediamo. È un significato che raggiunge l'anima. Ho deciso così, per questo motivo, di farne una professione e di raccontarvi quello che c'è dietro ad ogni simbolo. Seguitemi sulle mie pagine.